Fatti Food, prodotti a tavola, argomentazioni di vario genere, ma soprattutto informazione e formazione. E oggi in questa puntata, una puntata davvero speciale, rimanete con noi oggi perché parleremo di tanta formazione alimentare, informazione soprattutto, attraverso quelli che saranno i nostri ospiti a tavola, come del resto in ogni nostra puntata di consuetudine ci aspettano. Oggi saremo a Cosenza, più precisamente saremo a Rende, presso una struttura ricettiva, una struttura alberghiera, dove insieme all'avvocato Filomena Greco, che oggi mi accompagna, sindaco di Cariati, mi accompagna in questo percorso, in questa puntata, parleremo di quanto è importante conoscere quello che mangiamo. È vero, avvocato? Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno, anzi ci diamo del tu. Diamoci del tu. Buongiorno a tutti quanti voi. Sì, è molto importante ciò che mangiamo e anche questo un modo per fare prevenzione e fare in modo che il nostro corpo sia sano. Questo mese è il mese della prevenzione, siamo in un posto bellissimo che è l'Università della Calabria, qui c'è la ricerca ed è importante che ognuno di noi dia qualcosa per fare in modo che questa ricerca vada avanti e si possa incrementare la ricerca e debellare questo male, il male di questi secoli, di questi ultimi 2 secoli, che è il cancro. Che, come dicevi prima, giustissimo, spesso quello che mangiamo non lo conosciamo perché arriva forse da troppa distanza, quindi accorciare le distanze, accorciare la filiera. Parlare di prodotto a chilometro zero, parlare di prodotto biologico diventa sempre più importante. Sì, è importantissimo anche saper leggere le etichette, perché un prodotto può venire anche da lontano, ma bisogna vedere che cosa c'è dentro, quindi dobbiamo cominciare anche a maturare questo tipo di input, no? Cioè quello di vedere che cosa andiamo a comprare e poi a mettere sulla nostra tavola. Ecco, lei anche in qualità di imprenditrice, che spesso si è trovata a parlare proprio di etichette, un consiglio da dare, si sente così subito, da dare a chi consuma del buon cibo a tavola, ecco, su cosa si deve proprio soffermare? Qual è proprio quel prodotto che spesso viene anche scritto magari su un'etichetta per informare la persona che quel prodotto sta all'interno, ma è solo per i fini di legge, ma la persona magari, sapendo che è scritto su quell'etichetta, pensa di mangiarlo perché comunque è un prodotto buono, ma in realtà... Oggi come oggi comunque a livello di normativa sulle etichette siamo abbastanza tutelati. Il problema è che noi consumatori dobbiamo imparare a leggerle. Ad esempio, io faccio l'esempio dell'olio, ovviamente produco olio, quindi cioè sull'etichetta dell'olio oggi come oggi sugli oli non ci si può sbagliare perché c'è scritto tutto quello che deve esserci scritto, però è ovvio che se uno va al supermercato e compra un olio da 1 litro pagandolo 2 euro non può pensare che sia un extravergine d'oliva e soprattutto non può pensare che sia un extravergine d'oliva italiano, quindi diventa anche una questione di verificare questa cosa, perché purtroppo non tutto quello che vediamo negli scaffali è una cosa salutare, insomma. Durante questa passeggiata mi viene in mente la Vie en Rose. Perché la Vie en Rose? Sì. Perché ad ottobre è un ottobre in rosa, ecco, lei tu so che stai organizzando, ecco, questa giornata, ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, il greco è il senso della Calabria, ma è anche il senso della salute, quindi abbiamo portato avanti questi 2 eventi che si svolgeranno nella nostra struttura ricettiva alla Rio Hotel e una parte del ricavato verrà dato alle associazioni che si iscriveranno, quindi praticamente si mangerà del buon cibo, ovviamente, si insegnerà quali sono i cibi che fanno bene per la prevenzione, si berrà del buon vino e quindi si cercherà di fare prevenzione anche in questo modo a tavola. E allora, a proposito di tavola, vi do l'appuntamento a tavola con Tommaso Caporale e gli chef per la ricetta della puntata di oggi.
puntata di Fatti Food. Come vi dicevo, siamo a Rende. Oggi abbiamo la padrona di casa, l'avvocato Filomena Greco e il direttore Mario Calabria della struttura ricettiva, dove oggi, come abbiamo anticipato durante la nostra passeggiata con l'avvocato Filomena Greco, parleremo di sana alimentazione a tavola. Tommaso Caporale, però oggi, siccome toccheremo il tema anche delle donne, la via en rose, apriamo prima questa tavola. Decliniamolo in rosé, e quindi non possiamo che iniziare con una bella bollicina, una bollicina rosata a base di gaglioppo, quindi direi che è l'ideale. Avvocato, lei è d'accordo? Sono d'accordissimo, anche perché è uno dei miei preferiti. Che piacere avere oggi una donna a tavola, una donna È un piacere mio. imprenditrice, una donna in carriera soprattutto, che ama la formazione, ama l'informazione, ma soprattutto ama il cibo buono a tavola. E proprio di questo lei ne sta facendo una campagna di sensibilizzazione, in virtù del fatto che la prevenzione per le malattie di cui spesso si sente parlare, questo cancro al seno, lei di questo ne ha voluto fare proprio una giornata di formazione nella struttura. Sono 2 giorni, si farà il 18 e il 29 ottobre, visto che ottobre è il mese della prevenzione, il mese rosa. Abbiamo pensato di fare, anche grazie a Tommaso, abbiamo pensato di fare questa degustazione che si chiamerà appunto la Via Rose, dando una parte del ricavato a delle associazioni che fanno ricerca per debellare quello che è il male di questi ultimi 2 secoli, insomma, il cancro. Secondo lei quanto è importante mangiare bene a tavola? È importantissimo, è importantissimo mangiare bene, è importantissimo mangiare cibi sani, è importantissimo sapere quello che nel nostro piatto c'è. Quindi sicuramente la prevenzione passa anche da qui, passa forse soprattutto dalla tavola. Tommaso Caporale, abbiamo abbinato la bollicina, il millesimato, no? Questo rosa. L'hai fatto apposta per l'evento o perché, come al solito, tu abbini in base a questa bruschetta che è arrivata? L'entrée, insomma, tra l'altro molto scenografica, è un pesce, si tratta di pescatrice, immagino anche con del guanciale di suino nero. La bollicina è sicuramente delle più azzeccate, rosato in questo caso proprio per mantenere questo filo conduttore con la donna e la serata. E allora, cin cin, viva le donne e soprattutto viva il buon cibo a tavola. Anche questo poi, avvocato, mi perdoni, è marketing, no? Territoriale, marketing a tavola, promozione del territorio, dei sapori, no? Certo, anzi, la promozione del territorio, una delle migliori promozioni del territorio passa proprio dall'enogastronomia. Cioè, vediamo che tantissimi, poi c'è qui un esperto anche, tantissimi, la conoscenza di un territorio passa soprattutto dalla conoscenza dei prodotti. Molto spesso vengono da noi persone a visitare i nostri territori, persone che hanno degustato i nostri prodotti fuori, perché si vuole vedere dove questi prodotti nascono. So che lei oggi, per impegni istituzionali, insomma, abbastanza... mi dispiace moltissimo, devo dire. Impegnata, e quindi ci deve anche lasciare. Prima di andare via, perché è buonissimo. Prima di andare via però voglio fare una domanda. Perché visitare i centri storici? Perché so che lei nella sua Cariati ama tanto portare la gente nel centro storico, far riscoprire il borgo antico. E qual è, diciamo, la bacchetta magica che lei sta utilizzando per portare sempre più gente nel borgo antico? Intanto visitare i centri storici è importantissimo perché significa conoscere un popolo, perché è lì che si è creata la comunità, quindi ovviamente anche se poi si sono sviluppati magari al mare come a Cariati, però il centro storico fa sentire sicuramente la forza di un popolo. Come lo sviluppo? Il marketing territoriale si basa sui marcatori identitari e farli conoscere, e per farli conoscere bisogna fare in modo che in tutto il mondo questo si possa vedere, ed è per questo che sto spingendo molto per quanto riguarda sulla realizzazione di una serie TV che non soltanto si vede a Cariati, ma dove non soltanto si vede Cariati, il comune dove abito e che amo, ma tutto il territorio del Basso Ionio Cosentino,
perché merita, è arrivato il momento che anche questa parte della Calabria possa veramente prendere il via con una promozione e con una rivitalizzazione anche economica, e quindi spero e mi auguro che questo progetto possa andare avanti, portando a fare anche la formazione di tecnici televisivi e di tecnici cinematografici, teatrali, in modo tale che possa diventare una fucina di idee, un luogo dove poter andare non soltanto d'estate al mare, che il mare è meraviglioso, ma anche e soprattutto d'inverno. Bene, so che deve scappare, quindi non sai quanto mi dispiace, perché veramente sarei stata molto volentieri. Quindi le Vi facciamo i migliori saluto, auguri grazie. per tutto e noi vi diamo appuntamento con gli chef in cucina, perché siete curiosi di scoprire le ricette di oggi. Il primo piatto sarà un linguino con il gambero rosso di Cetraro, una salsa con la barbabietola e del tartufo nero grattugiato sopra. Facciamo la salsa con la barbabietola, con un po' di fumetto di pesce e dell'olio. Viene emulsionato insieme e lo utilizzeremo poi per completare il piatto. Iniziamo con pulire i gamberi. Si toglie la testa, che poi servirà per la salsa, e il carapace. Si pulisce per bene, poi lo facciamo a pezzetti, così. E lo andiamo a saltare in padella. Nel frattempo caliamo la pasta. Intanto mettiamo la salsa con la barbabietola, ricordo fatta con il brodo di pesce e la barbabietola. Aggiungiamo al gambero la salsa. Scoliamo la pasta. Intanto la salsa si asciuga. Adesso siamo pronti per impiattare. Per finire mettiamo la grattatina di tartufo. E un filo d'olio extravergine. E il piatto è pronto. Adesso farò arrabbiare Tommaso Caporale. Tommaso, devo dire la verità che questo prosecco è veramente ottimo. Continuiamo con questo prosecco? Vabbè, a questo punto, se vuoi continuare col prosecco, ti lascio col tuo prosecco, io me ne vado perché insomma siamo al centro. Cosa fa? Ma cosa fa? Cosa ho detto di male? Ritorno, ma giusto per... Spieghiamo a chi segue la gara. Ti sei arrabbiato così? Direttore, ma lascia gli ospiti così. Aspetta, ne riparliamo, aspetta, perché ti sei arrabbiato? Perché vedo un piatto color di rosa. Oggi questa puntata dedicata alla donna. Grazie, Matt. Oh, Matt, che colori in questo piatto? Ce lo può raccontare lei? Eccoci qua, benvenuto a questo nostro senso della Calabria, dove all'interno di questa struttura noi trattiamo e utilizziamo prodotti del nostro territorio, Calabria. quindi andando alla ricerca di queste eccellenze per poterle poi far degustare ai nostri commensali. Dopo aver assaggiato questo entrée che avete già decantato, i nostri chef hanno preparato questo linguino locale di un pastificio nostro calabrese, sì, con una salsa... Non ti arrabbi se io lo assaggio? Assolutamente, con questa salsa di barbabietola, gambero rosso di Cetraro e tartufo nero del Pollino. Quindi abbiamo abbinato questi tre nostre eccellenze del nostro territorio, ma nello stesso tempo molto molto semplice. Quindi mi auguro che sia anche questo di vostro gradimento, e con questo bellicine si sposa benissimo. Questo prosecco. Con la mente sono già a Cetraro, adesso... Assolutamente, non parliamo... È un metodo classico, un metodo champenois, attenzione, sì, quindi ma... il prosecco è un'altra Ma lo devo far arrabbiare ogni tanto, anche perché lui racconta a chi ci segue da casa queste novità, queste chicche, sì, così, imparano, io sto a fianco e devo un po' farlo arrabbiare, no? Io sono quell'allievo
sono quell'allievo che invece non segue il professore, il Assolutamente, maestro, il ma dire professor così Caporale. che questo Da è un oggi ti prosecco- nominerò a tavola professor Caporale. Dire quello che ha detto prima per il dottor Caporale è una pugnalata al cuore, non perché magari, perché sono due processi diversi. Comunque oggi parleremo di un'altra cosa. Ma devo dire la verità che con questo prosecco sono... Un'altra pugnalata. dai, rimani, sto scherzando, Tommaso. Vi auguro una buona continuazione. Io Grazie, nel frattempo vado Gentilissimo. nelle La cosa preparazioni. bella è che lei accoglie le persone con il sorriso. Assolutamente, E un le piacere, dico la no. verità, sono già sazio di questa bontà di sapori, di profumi e di questo sorriso di accoglienza. Far sentire i nostri commensali come se proprio a casa per noi è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Quindi Grazie. sono contento se va tutto bene. Buona continuazione. Grazie, Grazie, Matt. Matt. Ma che t'arrabbi? Abbiamo gente che ci segue da casa. Spiega lei, perché spieghi lei. Direttore, si arrabbia, ma hai visto come si arrabbia? Ma tu me lo colpisci lì dove già una volta... Ma mi fa queste scenate, ma siamo in televisione, non si possono fare queste Ti ricordo un scenate. aneddoto. Una volta un altro cliente si è permesso di dire questa cosa, poi appresso se n'è andato. Ecco. E non abbiamo chiuso Ma la adesso vendita, questo è assurdo. adesso vuoi sapere una cosa, caro direttore? Adesso lui non parlerà per il resto della puntata. Ti faccio vedere. Lui Non ci starà, credo, non sì, ci lui starà non ci zitto. riesci. Scommettiamo? Vabbè. Direttore, però l'importanza, ecco, di una tavola, a parte una tavola importante con i profumi, i sapori, ma quanto è importante anche la coreografia di una tavola, io la Guarda, chiamo così. Assolutamente. Diciamo che oltre al piatto, quando c'è qualcuno che storce il naso poi alla fine per il prezzo di un menù, di una portata, ma dietro la composizione di un prezzo c'è il piatto, c'è l'arredo, c'è l'allestimento, ci sono i bicchieri, c'è il servizio. Noi abbiamo dei professionisti che intervengono dalla scuola alberghiera che comunque ti permettono di presentare un piatto che pure che non è buono, loro sono in grado di renderlo appetibile, anche se in questo caso gli chef si sono assolutamente superati. Beh, diciamo che l'aspetto coreografico della tavola, l'aspetto poi dello chef, va a compensare quello che è anche il successo, no, dell'azienda come know-how, come brand. Assolutamente. È chiaro che se un'azienda funziona, una struttura alberghiera funziona, devono funzionare un po' tutti i reparti, altrimenti non si va da nessuna sì, parte. assolutamente Penso sia sì. la formula del successo. Un po'. Assolutamente sì, poi diciamo che la qualità è il... Hai visto cosa ha fatto? Ha chiesto ancora del prosecco, silenzio, cioè delle in silenzio bollicine, deve stare. però in silenzio ha chiesto... Professor Caporale, La barbabietola in questo caso è uno degli elementi che devo dire, insomma, arricchiscono anche da un punto di vista nutrizionale. Assolutamente sì, questo parlavamo è prima, salutistico. parlavamo prima con l'avvocato Filomena di questo male incurabile dell'ultimo secolo, ma a me mi piace ricordare i nostri bisnonni, cosa cucinavano, che ingredienti usavano. Usavano i prodotti coltivati e raccolti dalla propria terra, quindi magari ritornare alle origini con le materie prime di qualità come usiamo qui al centro della Calabria può essere una prova, no, per cercare di superare. ritorniamo questo. alla barbabietola, le proprietà benefiche. Ma guarda, la barbabietola è un tubero, così come la patata, di cui si ingerisce, si mangia dalla foglia fino alla radice. In questo caso abbiamo sicuramente una proprietà antiossidante e antitumorale, ricco di sali minerali, di vitamine, addirittura benefico anche per la circolazione. Il secondo piatto di oggi è un dendice del Tirreno con una vellutata di patate agria di camigliatello, una cicorietta selvatica saltata in padella con del peperoncino e del peperone crusco. Prendiamo il dendice, andiamo a sfilettarlo per fare il filetto. Andiamo a pulire per bene. Pesce pescato stamattina, un pesce bianco. Andiamo a mettere del sale, un po' di pepe nero. Lo andiamo a avvolgere su se stesso e mettiamo in una periottina. Mettiamo in forno a 160 gradi per 15 minuti. E adesso facciamo una vellutata di patate. Abbiamo preso la nostra cicorietta, l'abbiamo lavata, tagliuzzata e adesso gli diamo una passata in padella con un po' di peperoncino e uno spicchio d'aglio in camicia.
Tommaso, adesso arriva il secondo piatto. Gli chef sono andati a ruota libera. Parlando del secondo piatto, eccolo che arriva il nostro maître con il suo sorriso. Prego, prego. E questo piatto straordinario, guarda che colori. Questi che sono, maître? Allora, questo rimanendo sempre in tema Calabria, quindi il nostro senso, come abbiamo dato prima lustro, questo è un filetto di dentice pescato nei nostri mari qua da parte del Tirreno, adagiato su questa patata agria silana, una cicorietta selvatica, peperone crusco di Roggiano e un goccio d'olio d'oliva extravergine, dove, visto che avete già degustato, dove la cultivar che viene utilizzata è denominata dolce di Rossano, con lavorazione e spremitura a freddo. Benissimo. Siccome io sono un ignorantone a tavola, io non sono né uno chef, io sono il curioso della situazione. Io ho il professore Caporale con me, vedi che mi informa sui vini, sul prosecco, scusami, sul millesimato, sul metodo classico, poi vedi c'ho i direttori di sala, quindi c'ho tutte persone che mi danno, no, il maître, vedi, mi danno delle giuste indicazioni. Hai usato un termine, sulla patata. Agria, la patata agria silana è quella che più cos'è? importante. Spieghiamola, perché la caratteristica della patata agria silana, se no sembra che io ho ascoltato agria silana, cioè fanno tutti i professoroni, sanno tutto, non lo so. Sappiamo che cos'è l'agria silana? Sull'altopiano silano abbiamo varie tipologie di patate, quindi quella viola, quella un po' più meno saporita, che viene utilizzata. Io ricordo la patata rossa, quella per i gnocchi, per i famosi cavatelli. Perfetto, perché ha pasta gialla. Pasta gialla. È quella che è indicata di più per poter fare i primi piatti, quindi come ben detto i gnocchi, quindi fare un gnocco di patata a pasta gialla denominata agria è qualcosa di eccezionale. Ecco perché magari denominata agria, perché ha questa denominazione datagli dall'altopiano silano, ma nulla toglie che la particolarità è a pasta gialla, e in più, oltre ad abbinarsi bene con i secondi piatti, è consigliata anche per poter fare i primi piatti. Questo è il periodo della raccolta delle patate. Questo è il periodo. Me lo consenti di fare un saluto a quelle donne umili, sincere, belle, e uomini che vanno nei campi a raccogliere le patate in questo periodo, e quindi gli facciamo un plauso a quella gente onesta che lavora nei campi. Presso, ho parlato bene? Assolutamente sì. Ricordiamo IGP rigorosamente, anche in questo caso siamo in presenza di una indicazione, no? Di una denominazione, quindi un'indicazione geografica protetta, e ovviamente il dentice in questo caso ha anche un valore aggiunto in questo piatto. Il dentice è un pesce bianco, non è un pesce azzurro, un pesce da mare, ma con delle caratteristiche molto più interessanti, poco meno grasso rispetto al pesce azzurro, ma più sicuramente salutistico. Ha anche delle caratteristiche da un punto di vista appunto nutrizionale diverse dal pesce azzurro. Mangiare sano fa bene alla salute, e mangiare in strutture dove il prezzo a volte vi può sembrare caro, come diceva il nostro caro direttore prima, significa invece fare la differenza su quello che si mangia. Quindi stiamo ben attenti. Ad esempio, direttore, grazie maître, io buona continuazione. La libero. Direttore, quindi l'esigenza dei clienti che arrivano nella struttura, o più che esigenza, sono curiosi di assaggiare le tipicità del luogo? Se mi permetti, diciamo che oltre, qui ci troviamo alla Riotel, quindi il core business è la vendita delle camere. Ci pregiamo di avere clientela che viene da fuori, quindi abbiamo la capacità magari di incuriosirli e spingerli ad andare al ristorante. Poi con la sapienza dei nostri collaboratori ci pregiamo di essere i primi promotori, ambasciatori di questa Calabria. Quindi una volta degustato questo piatto non riescono a capacitarsi delle bontà, della qualità dei nostri prodotti. Magari diventano anche loro promotori nei loro luoghi di provenienza di questa nostra terra. Direttore, per essere vincenti in una struttura, tre cose importanti, tre elementi importanti. Assolutamente, gruppo, se non c'è coesione e condivisione degli obiettivi non si raggiunge nulla. Qualità e servizio, pagano sempre. Qualità e servizio. Professore Caporale, visto che sei andato in un mutismo perché il tuo allievo oggi ti ha parlato di prosecco e quindi ti ho completamente Ammutolito. Continuiamo con il millesimato.
o per questo dentice facciamo qualcosa di diverso? La Che dici? consistenza della patata, i dentici, anche la cicorietta prevede sicuramente un accostamento con qualcosa di più tannico. Direi che il vitigno rimane lo stesso, però continuiamo con un gaglioppo fermo, quindi un rosato fermo, sempre per mantenere, ricordiamolo, questo filo conduttore del rosé, perché saranno tutti piatti che saranno poi degustati all'interno di questa cena degustazioni, queste due cene degustazioni, il 18 di ottobre e il 29 di ottobre, la Vie in Rosé, ottobre in rosa. Ecco, questo accostamento cromatico in primis, ma poi quello salutistico in secondo piano, ma non meno importante. E allora, quale buona occasione per salutare i nostri ospiti, ricordandovi che la prevenzione è importante, mangiare bene è importante e soprattutto mangiare a tavola con un giusto abbinamento di vini poi fa assaporare ancora meglio quelle che sono le pietanze. Quindi non mi rimane che augurarvi ancora a tutti quanti voi un buon Fatti Food. Ciao amici, alla prossima puntata!